Amarone è grande, si dice dalle nostre parti, no? E non è una bestemmia, anche se non si dovrebbe citare in vano, no? Non si deve fare il nome in vano. Però il dio del calcio, sempre ritorna in questa questione religiosa. Io ve l'ho detto sempre, non bisogna nemmeno scavare troppo nella memoria. Le cose uguali e contrarie, il dio del calcio te le propone proprio vicine a quelle altre. Quindi, cominciamo. I rumori. E come mi diverto. Allora, premessa. No, la premessa è benvenuto Thomas e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Qualcuno si può affacciare qua perché curiosi, no? Il video, l'idea era quella di raccogliere tutto il passato, il precedente, la giurisprudenza di quelli che sono stati squalificati e quelli che non sono stati squalificati, quelli che sono stati assolti. Parliamo ovviamente del caso Lautaro, che si lascia andare dicendo zio, molto zio, per forza zio. Era molto nervoso. La cosa bella è che tutto questo si incastra tantissimo con la live di cronache di spogliatoio di ieri. Un po' di polemiche, mi sono divertito a chiedere il parere perché sono passati agli abbonamenti, quindi la chat durante le live di cronache è chiusa, è dedicata solo agli abbonati. Di conseguenza sono state dette una serie di cose durante la live di ieri, tra cui un Trevisani che dice il Napoli ha sempre giocato 3-5-2 camuffato, e io ma non mi abbono per correggerti, non ti vedi le partite, quindi punto. Non mi posso fidare, di conseguenza non mi posso fidare se tu mi parli del Milan e mi dici il Milan gioca così e magari uno cerca di fidarsi perché non se l'è visto. Non mi fido. Mi fido un po' di più di Pastore, perché Pastore ha memoria e mi sembra abbastanza lineare nelle cose che dice. Trevisani invece ama troppo le sue idee, a volte io sono anche d'accordo con lui, ma per amare la sua idea poi si inventa delle cose e quindi purtroppo non è affidato. Sulla questione Lautaro, Pastore ci riporta degli esempi, ok? E cita tra gli altri Cristante, dicendo che poi la squalifica fu tolta. Io però ricordavo di una squalifica confermata per Cristante, perché a Cristante è accaduto 2 volte. Allora cosa succede? Rispostiamo. Prima cosa, non affidarsi mai, e dico mai, all'intelligenza artificiale. Se tu chiedi all'intelligenza artificiale quali sono i giocatori squalificati per blasfemia o bestemmia, così, l'intelligenza artificiale ti risponde così: Cristante della Roma squalificato per una giornata. Vero. Provedelle dello Spezia ha ricevuto una squalifica per bestemmia del 2022. Vero, ma incompleto. Mandragola 2018, eccetera, eccetera. Incompleto perché? Perché Provedel viene poi assolto, così come viene assolto Cristante in quella più recente. Di conseguenza, signori, purtroppo non ci possiamo affidare. Voi non vi dovreste fidare nemmeno di me, e lo dico contro i miei interessi, perché posso fare degli errori. Se io faccio una ricerca, e di solito la faccio approfondita per dirvi delle cose che siano reali, realistiche, posso scontrarmi contro internet che può fare un errore, posso fare una ricerca parziale se non vado nel profondo, e quindi non vi potete fidare nemmeno di me. O ci affidiamo alla nostra memoria, o guardiamo le cose con i nostri occhi e poi possiamo dare un'opinione. Nello specifico a me la questione Lautaro mi interessava pure pochissimo, perché non è così che li voglio affrontare, non è attaccandomi a un cavillo, perché se poi va bene poi mi devo sentir dire che l'abbiamo affrontata senza Lautaro. Non è così, ed è veramente male. Però la verità è che oggi proprio esce un altro caso, giocatore della Sampdoria, e quindi non sono solo i casi vecchi. Andiamo con ordine, perché con l'intelligenza artificiale ti escono una serie di esempi. 2 giornate di squalifica a Giampaolo, questa era il 2022, una a Spalletti e una a Allegri. Parecchi anni fa, tanti casi, per esempio Cristante qualche anno fa in Roma, Juve poteva essere però, no, fu tolta perché avevo frattesi con un Milan Sassuolo, perché mancava l'audio fondamentalmente. Ora siete liberi di crederci, ma squalificato anche Baroni per aver bestemmiato al termine della partita. Corte d'appello accoglie il ricorso della procura. Gianluigi Buffon squalificato per una giornata per bestemmie. Attenzione, questo poi credo sia un account Juventus, perché
l'intelligenza di X mi riportava una serie di post inerenti. Buffon viene squalificato a distanza di 4 mesi per una bestemmia. Rabiot squalificato per un turno, salta più partite poiché nessuno sa dare risposte e si rischia di incorrere in sanzioni peggiori. In Italia è in mano ai dinetti il calcio, non mi stancherò mai di ripeterla. Beh, poi ognuno con la sciarpa la legge come vuole lui, no? Poi si parlava della questione Provedel e ho letto una serie di articoli. Non è stata la prima inflitta a un giocatore per espressione. Di Carlo inaugurò la lista. Acquisite ed esaminate le relative immagini televisive di piena garanzia tecnica e documentale, considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un'espressione blasfema. La normativa che prevede la squalifica in caso di bestemmia è in vigore dal 2010 e anche in quest'articolo si facevano un po' di esempi anche tra gli allenatori. Mimmo Di Carlo più volte, casi di Maran, quello di Cosmi, Longo viene squalificato per espressioni pronunciate all'arbitro. Ok, giocatori lanzafame all'epoca del Parma, poi si ricordano Luca Siligardi, io non me lo ricordo, quindi se uno l'ha scritto deve essere vero, ma non me lo posso ricordare. E Gastaldello me lo ricordo. L'ultimo punito nella stessa modalità è stato Rolando Mandragora, preso recentemente da me al Fantacalcio durante il primo turno del campionato 2018. Fu costretto a saltare la seconda giornata a Firenze contro la Viola, che poi se lo compro, che all'epoca stava al Torino. Poi quest'articolo dice Buffon e Perin, guarda un po', gli impuniti. La prova TV non sempre ha avuto lo stesso metodo di giudizio per tutti. Il capitano bianconero ricevette anche il tapino d'oro da Striscia la Notizia, non ha mai subito squalifiche pur avendo spesso pronunciato, e lui era proprio il capo, quello proprio che portava la bandiera della bestemmia facile, l'ha fatto anche a teatro proprio con cronache, proprio non riesce a trattenersi. Stessa sorte per Perini, inquadrato spesso mentre si arrabbia con l'altissimo, ma mai squalificato. Tra l'altro, mentre faccio queste ricerche, ringrazio Calcio Napoli 24 perché Lautaro non viene squalificato così. Noi dobbiamo stare attenti a Conte. Attenzione, non lo so se va nel titolo sta cosa. Sappiamo di Anghissà, ma Conte ha ricevuto 4 cartellini gialli, quindi il Naid è diffidato. Se prende un giallo col Como, Conte non va in panchina contro l'Inter. Occhio anche a Di Lorenzo e Lobotka, occhio. E ci troviamo dicendo, perché Inzaghi già lo ha fatto, perché è quello che guida proprio la classifica di quelli più ammoniti. Inzaghi che sta sempre in mezzo al campo, oltre la sua cosa, una roba incredibile. Incassati 6, in seconda posizione ci sono 4. Fonseca non c'è più, Zanetti, Fabregas e Conte seguono Palladino e Gilardino non c'è più, Daves, Baroni, Mott, va bene. Manuel Lazzari viene inquadrato proprio nel momento in cui bestemmia il giudice sportivo, lo squalifica per una giornata. Nella stagione precedente era toccato a Martin Cáceres, giocatore della Fiorentina, e a Milan Skriniar, che con la maglia dell'Inter prese 3 giornate. Dopo la squalifica di Skriniar molti si chiedono perché non fu trattato allo stesso modo anche Buffon, con un'espressione simile dopo aver sfiorato il rigore di Politano nella lotteria dei penalti contro il Napoli nella finale di Coppa Italia. Questa me la ricordo. Agosto 2023, la primissima giornata, Frosinone-Napoli, il portiere dei Sociali Turati venne squalificato per una giornata per aver pronunciato un'espressione blasfema. La prova TV non perdonò Turati nella sfida contro il Napoli per aver pronunciato l'espressione blasfema al 15° del primo tempo. Negli anni è toccato anche Siligardi, Patelli, Menez, Mandragora, Scozzarella, Pellissiere e Gastaldello. Cioè, poi c'è anche chi l'ha scampata come Ivan Provede. Vedi, qualcuno aveva approfondito che ai tempi dello venne prima squalificato ma poi assolto per un'interpretazione errata del labiale. Stessa sorte per Davide Frattesi, giocatore del Sassuolo, che riuscì a dimostrare di aver detto zio. Quindi qua i complimenti si fanno a Pastore che ricordava le cose. A uno deve stare attento quando porta i casi del passato, perché devi andare a controllare se effettivamente, perché tu Google, tu cerchi squalificato, lo trovi, ma poi devi cercare anche assolto, ricorso. Se fai questa ricerca trovi quelli che sono stati assolti. Quindi se fosse stato squalificato, l'Inter avrebbe fatto ricorso e sarebbe stato assolto. Ora non lo so se la Sampdoria farà lo stesso, perché
se non c'è l'audio è facile dire no, ma quello ha detto zio, quello proprio. Poi oltretutto si può mettere in mezzo il fatto che lui argentino, magari nel suo dialetto, si può dire una serie di cose per scagionare. Signori, Acerbi, cioè Acerbi là veramente grave, questa cosa qua urta la sensibilità di molti, ma non dico che è sdoganato, che è omologato, ma dai, il problema è che esiste un regolamento e ci sono chi ha i santi in paradiso, cioè chi facendo ricorso lo sa fare con gli avvocati giusti e risolvono, e altri invece che si sono tenuti la squalifica in passato e basta, i famosi santi in paradiso. Ma andrà, un altro esempio, Cicarini, fermato per 2 giornate, una per doppia ammonizione che portò al rosso e una per la blasfemia che ne seguì. Se cercate Cristante, trovate sia quello del 2020, squalificato per la bestemmia, sia quello del 2024, perché Cristante non è stato squalificato per la bestemmia. Questo è Frattesi, come avvenne con Provedel. Frattesi fece ricorso e gli torsero zio, la corte sportiva aveva ritenuto accreditata, eccetera eccetera. Verosimiglianza, capò, che tu dici zio o dici quell'altra, qual è la differenza? Qual è la differenza? È una lettera. Se in certe lingue, no? Per dire questo colore si dice con la G prima della R, e quella è la loro lingua. Se sposti quella lingua in Italia diventa una parola che non si può dire. Allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di lana caprina, di lana caprile. È normale, no? Se la tua intenzione è considerata un reato che non si può fare, perché l'intenzione, che tu dici una lettera o meno, ma è reato così, devono essere puniti tutti. Non me ne frega che c'è il labiale, che non c'è l'audio. Poi spiegatemi come non può esserci l'audio con le telecamere che... Dai, non diciamo stupida. Esiste l'audio, non lo volete mettere in pratica perché è una stronzata, perché non si mette in difficoltà una squadra per una stupidaggine. Siamo d'accordo, ma l'audio esiste, come esistono tutti gli audio che devono esistere quando vi serve che esistano. Per favore, accolto. In questo caso giocò contro il Milan, e poi 21 minuti fa, che oramai sarà un'ora fa perché io devo fare l'editing, Serie B, perché tu dici in passato succedeva così, poi non succede più. Ricevute in merito alla condotta, espressione Ferrari, espressione bla, cioè dai. Adesso magari la Sampdoria fa ricorso, gliela tolgono e va bene, ma gli tolgono parte di, perché lui arriva a una somma di cose, ma non me ne frega niente. La realtà è che ci sono cose più gravi e più interessanti da affrontare e da analizzare, però con grande precisione, senza la sciarpa, o anche senza la sciarpa, però basta essere obiettivi. Per esempio, io sto parlando su X della questione fuorigioco sul colpo di testa di Juan Jesus, che avrebbe poi considerato attivo, cioè il gol della Lazio di Edia arriva su un fuorigioco. Non lo ritengo fuorigioco, ho guardato bene. C'è una questione sul regolamento dove parla di giocata deliberata, diversa da una deviazione, e quindi non sono considerati, per una serie di cose di regolamento, non sono considerati in gioco i giocatori della Lazio che sono oltre la linea di guancia. Quindi ragazzi, ci possiamo lamentare, ci dobbiamo lamentare di certe cose, ma dobbiamo stare attenti, altrimenti facciamo una brutta figura e ci dicono che ci attacchiamo a tutto. Attacchiamoci alle cose reali e cerchiamo di essere forti su quello, perché non siamo rappresentati a livello nazionale. Tutti i podcast, tutte le cose che parlano di calcio avvengono a Milano. Giuseppe Pastore viene dalla Puglia ma si trasferisce a Milano perché lavora a Sky, poi lavora col Milan, e tutto avviene là e tutto viene rappresentato là. Chi rappresenta le squadre del sud poi a Milano? O gente che va a fare il teatrino in quelle trasmissioni, ma gente seria che ci porta, che racconta poi il calcio Napoli là al nord non ce n'è. Non ce n'è, perché poi quando parlano del Napoli, che dovrebbe essere la prima in classifica, quindi dovrebbe meritare anche una certa precisione nell'analisi,
Trevisani dice che abbiamo fatto il 3-5-2 tutto l'anno, di conseguenza non vale, e basterebbe poi spostarsi da un giorno all'altro della stessa trasmissione dove Ferré invece gli piace l'approfondimento tattico e lo spiega il Napoli come si sta muovendo e come sta cambiando faccia tutto l'anno. Quindi non vi fidate di nessuno, guardateli con i vostri occhi se vi interessano gli approfondimenti, altrimenti brace yourself e vi raccontano tutte frottole. Da New York, Valerio Fluido è tutto, se avete dei like finali lasciateli, ma tanto cambia poco, non credo.